inutile e penalizzante. Da alcuni giorni l'ordinanza che blocca i veicoli Euro 1, Euro 2 e diesel Euro 3 in tutti i comuni sopra i 30.000 abitanti del bacino padano a Rovigo non è più in vigore. A spiegare il perché è il sindaco del capoluogo polesano Massimo Bergamin. Prima comunità, diciamo, che ha applicato questa ordinanza è Padova, perché è superiore ai 30.000 abitanti e quindi 45 km da Rovigo. A sud è Ferrara, 30 km, verso est non ho nulla, arrivo al mare, e verso ovest ho Verona, che sono 90 km. Allora, di che cosa stiamo parlando? Che a Rovigo bisogna fermare gli artigiani, i commercianti, le mamme, i padri di famiglia. Un Euro 3 non è un'auto da prendere il venerdì sera e portarla al macero, diciamo, portarla dal Ferrovecchi ed acquistarne una il lunedì mattina, non so, da migliaia e migliaia di euro. Dalla parte dei suoi cittadini, in particolare di quelli più deboli, spiega il sindaco, che di domande se ne è posta anche un'altra. Caro Massimo, tra me e me la sera prima di prendere sonno, tu hai anche l'autostrada che transita nel tuo territorio. Migliaia e migliaia di autoveicoli, di automezzi pesanti ogni giorno che circolano. Allora chiudo l'autostrada, allora fermo i treni. Fermo la cosiddetta littorina vacca mora, come si dice dalle nostre parti, che quando la accendono al mattino alle 5 e poi parte un'ora dopo. Contrario all'ordinanza, contrario soprattutto alle decine di deroghe che tutti i comuni hanno adottato. Un'ordinanza con le deroghe, ma allora di che cosa stiamo parlando? No? La gente ne fa confusione. Contro la decisione si mobilita Legambiente, che in queste ore ha inviato una diffida al sindaco di Rovigo. Un atto dovuto, spiega Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto, in quanto il sindaco deve rispettare e applicare i provvedimenti presi a livello regionale e nazionale volti alla tutela della salute dei suoi cittadini.